Facciamo un'altra domanda, Candoz, cosa dici? Vai, intanto si riconnetterà. No, vabbè, posso intuire cosa aveva chiesto, insomma, mezza delusione a Imola, grande voglia di riscatto, immagino Andrea, perché abbiamo detto che loro hanno fatto molto poco e hanno portato a casa un punto e si ripercuoterà in questa gara casalinga? La voglia di riscatto, immagino. Ma credo che la voglia di riscatto sia la voglia di fare bene, di vincere, la decisione era nata più che altro del risultato, perché comunque abbiamo fatto una partita, avremmo meritato assolutamente di vincere questa gara, però il calcio è fatto di questi momenti, quindi domani è un'altra partita, altri avversari, quindi situazioni diverse. È chiaro che il nostro spirito deve essere quello di cercare di vincere più gare possibili, quello che ho detto, quindi niente, abbiamo giocato la partita, andiamo in un periodo molto lungo, difficile, abbiamo recuperato quei giocatori, anche quelli dopo il Covid, quindi sono allenati almeno 7-8 giorni con noi, magari domani stiamo tutti insieme in ritiro, cominciamo a ricompattare un po' il gruppo e poi niente, domani è la prima di una serie importante, però la prima, quindi ci teniamo a fare bene, loro stanno bene, abbiamo da risultati positivi, non ultimo quello col Perugia, che forse alla fine avrebbero meritato anche di vincere nel finale di gara, quindi le difficoltà vedi che le trovano tutti e su tutti i campi. Sì. Scusami, sugli indisponibili, Nicastro confermi che non ci sarà, vero Andrea? L'unico è Francesco che ancora sta riabilitando per la caviglia, però anche lui grande spirito di sacrificio, quindi forse accelereremo un po' i tempi e forse non so la prossima, ma insomma anche lui sta andando bene. Beh, faccio io una domanda, visto che pensavo che Stefano, ma forse ancora non sente bene. L'ultima cosa per chiudere quella partita, perché tutti ci siamo rimasti con l'amaro in bocca dopo una partita del genere, da te e anche noi che la seguivamo. Quanto ci hanno messo i giocatori a digerire quel, diciamo, mezzo passo falso del risultato? Perché penso che abbia un po' fiaccato, no, psicologicamente. No, ma noi non dobbiamo fermarci su quello, ormai il passato è passato, non conta più niente, credo che... mi auguro, non lo so, ognuno poi a livello emotivo la supera un po' individualmente. Cioè, io credo che sia già stata dimenticata ampiamente già da tutti, ormai non conta più niente. Assolutamente deve essere così, mi auguro sia così, poi non lo so, poi magari domani troveremo delle difficoltà o meno, non so, magari ci rifaremo a quello, ma non credo se ne avremo delle difficoltà, perché saranno bravi gli altri, perché non saranno meno bravi noi, quindi sarà una partita diversa, però non mi piace parlare di quello, ma non credo che sia neanche oggettivamente la cosa da pensare, neanche da ritornarci. È stato, finito, punto, basta, sono passati 8 giorni, adesso abbiamo un'altra gara e la prima, quello che mi piace, è la prima importante, dopo per un periodo saremo molto intensi, giochiamo ogni 3 giorni, a parte questo giovedì prossimo, però, e quindi stare a pensare ai punti persi, a quello che poteva essere, credo che non conti veramente poco, anzi per dire niente. Mi senti adesso? Sì. Buon, perfetto. Senti, parliamo un po' di questa campagna acquisti. L'avete rinforzata notevolmente la rosa, Rossettini, Biasci e adesso è arrivato Firenze. Sono andati via Fazzi e Jefferson. Ti chiedo, cosa guadagna in più dal punto di vista, secondo te, tecnico e dell'esperienza con questi giocatori la tua rosa, la tua squadra? E cosa guadagni tu come possibili alternative dal punto di vista di tutti e tre i reparti, perché chiaramente i rinforzi sono arrivati in tutti e tre i settori. Ma quello guadagno, noi abbiamo fatto queste operazioni perché pensiamo di aver migliorato, al di là del guadagnare o meno, di aver migliorato l'aspetto tecnico innanzitutto della squadra, l'aspetto anche di esperienza, vista insomma Luca e anche Marco, insomma giocatori che hanno insomma l'esperienza, poi insomma Biasci è un giocatore diverso, un giocatore un offensivo, insomma, quindi crediamo di averla migliorata, poi sarà il campo a dire tante cose, però siamo contenti, giocatori che volevano venire
quindi il mercato finisce così, insomma abbiamo ancora, fino a lunedì sera, insomma c'è ancora questa partita, poi dopo finirà anche sto mercato, quindi indipendentemente noi dovevamo fare qualcosa, l'abbiamo fatto e come poi ripeto, ho sempre detto, il direttore è più bravo e più io credo che i miei, al di là di chi è arrivato, che ho visto le caratteristiche mi piacciono, sono giocatori che ci possono sicuramente alzare la qualità di questa squadra, però l'attenzione per me in questa settimana, al di là di qualche discorso così, è improntata assolutamente soltanto sulla partita, non c'è mercato che possa distrarre, però indubbiamente siamo contenti dei giocatori che sono arrivati, molto contenti. E Andrea, Firenze, scusami Andrea, Firenze come dove lo collochi? Mezzala offensiva, vero? Anche esterno nel tridente eventualmente, hai già visto un po' le sue caratteristiche? Ma Marco è un centrocampista di base, poi offensivo, difensivo, equilibrato, meno, un giocatore che ha della qualità, abbiamo visto, insomma, un gran calcio e mi auguro insomma che possa darci veramente una mano in un reparto importante, che ha fatto bene, che ha fatto dei gol. Io vedo che il nostro sia un reparto importante, quindi inserirsi qui vuol dire avere qualità importanti, perché non è facile, lui lo sa ed è contento, perché comunque credo che la competizione sia importante, e poi dove collocarlo, i momenti, le fasi, la crescita, ma lo vedremo. Però è un giocatore che credo possa giocare in mezzo, in mezzo al campo, a destra, a sinistra, a mezzala, poi anche alzarsi come trequartista dietro a un tridente, insomma, può fare tanti ruoli offensivi, ecco. È bravo, mi piace, però come Tommaso, come Biasci, che adesso arriveranno anche le partite in cui partirà, giocherà, magari già da domani, quindi abbiamo molta fiducia nei giocatori, in questi che sono arrivati, e poi l'ultimo, il più vecchio, Luca, che ha portato un tasso di esperienza, di equilibrio, e si è visto già, lui ha già giocato 2 gare, insomma si vede. Senti, potenzialmente siete da primo posto perché avete questa partita da recuperare. Ma no, lasciami dire, vabbè, i numeri sono numeri. Se battete il Carpi siete primi, no? Ma al di là di questo, nel girone di... Io volevo farti una piccola... Tu mi fai una domanda, tra virgolette, oppure fai un'affermazione, poi mi dici, al di là di questo, quindi... No, ma al di là di questo, intendo dire, siamo nel girone di ritorno e chiaramente fino al 10 di febbraio non è che possiamo aggiungere quella partita al girone d'andata, però nel girone di ritorno i punti valgono molto di più, me lo insegni tu con la tua esperienza anche di giocatore. Ti chiedo, secondo te bisogna ragionare sempre solo di partita in partita, oppure sei convinto che a un certo punto questa classifica si sgranerà? Non lo so, non riesco a pensare così a lungo termine, sento tanti commenti, io non lo so, sinceramente penso una partita alla volta, di dover tirare fuori il massimo, di dare il massimo ogni gara, e anche perché io credo che questi giocatori abbiano aumentato la qualità, quindi noi ogni gara veramente dobbiamo tirare fuori il massimo per portare a casa il massimo, che poi insomma la posta sono i punti, quindi poi facciamo un attimo, torno indietro, io credo che abbiamo fatto abbastanza per portarla quella sempre per tornare a quello che è stato sabato scorso, e non è andata così, quindi quella deve essere la nostra filosofia, vincere più gare possibili e dare il massimo di partita in partita, 90 minuti, recupero, e poi dopo vedere altre gare, altri giocatori, cambiare, essere pronti a entrare, cioè questo deve essere secondo me lo spirito. Poi quello che sarà fatto a partite, sinceramente io faccio fatica a guardare così lontano, guardo a domani e so che avremo delle difficoltà e speriamo di creare tante anche a loro. Ok. Possiamo dire, scusa, perché di solito si tende a dire che i campionati si decidono con i primi caldi, in primavera, eccetera, che invece il periodo decisivo quest'anno, un po' per il calendario, un po' per le tante partite concentrate, sarà proprio questa fase, questi mesi qua.
Ma non lo so, io ti ripeto, rimango molto terra a terra e domani alle 17:30. È chiaro che è quello che dicevo un po' all'inizio, così nel pensiero un po' lungo periodo, medio-lungo periodo, penso anche alla gestione, che abbiamo 7 partite in 20 giorni, 21 giorni. Nella gestione dell'allenamento, dei giocatori, del minutaggio, io devo fare anche questi calcoli, però il calcolo migliore è mettere in campo la squadra migliore, quella che sta meglio, quella che ha recuperato meglio, quindi è chiaro che in questa ottica devo fare anche dei conti, tra virgolette, perché 7 partite ogni 3 giorni, e poi insomma parlando sempre insomma, di non aver ancora giocato, quindi possono intervenire tanti altri fattori, tante altre situazioni che le valuteremo poi di volta in volta, ecco, però noi dobbiamo partire a domani a tirare fuori il massimo, veramente a dare tutto quello che abbiamo per questa partita. Poi andremo a giovedì e poi, quindi lo dice stesso, poi vedremo, però adesso dobbiamo pensare assolutamente solo a domani. Che tipo di partita ti aspetti domani, conoscendo un po' il Fano? Perché ho visto che certe volte gioca con la difesa a 3, spesso giocano addirittura con o 2 mezze punte e un attaccante, quindi non sembrerebbe una squadra chiusa di principio, però potrebbe anche cambiare assetto in funzione. No, quello che ha detto Stefano, le partite nel ritorno contano, quindi bisogna fare i punti come il nostro principio, credo che sia anche loro, quindi ognuno fa con quello che ha, quindi cercheranno sicuramente di chiudersi, di difendere bene, come in linea di massima credo che sia un po' per tutte le squadre, difendere bene, cercare di colpire nei momenti così, di contropiede, messi male, quindi credo che questa sia in linea di massima le partite che dovremo affrontare, quindi dobbiamo essere consci di questo, quindi quello che vale per noi vale anche per gli altri, le partite valgono doppio, quindi punti o per vincere o per lottare per i primi posti, diciamo così, o per salvarsi, uscire dai play-out. Ogni partita devono tirare fuori il massimo, credo che sarà per loro come per noi, quindi poi dopo ci saranno i valori, ci saranno tante altre situazioni, però anche per loro come per tutte le altre squadre, andiamo in un periodo tosto in cui avere una squadra importante, essere riusciti a recuperare anche giocatori, credo che forse ci possa essere positivo, ecco, diciamo solo così, ecco, però rimane comunque il fatto che domani, il primo step è domani e dobbiamo assolutamente fare bene domani. Ecco. Siete a posto, ragazzi? Direi di sì. Grazie. Ciao. 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 Ciao.